Sì, speriamo di aver fatto un bel lavoro, abbiamo fatto parecchio cambiamento, ci sono molti giovani, come dicevo prima, la media dell'età quest'anno è 93-94, per cui sarà sicuramente una delle più giovani della categoria, anche se la tendenza è a ringiovanire, anche per dei problemi di budget che hanno tutti. Sono tutti giovani comunque che hanno un'esperienza alle spalle importante, nella Sampdoria, nel Genoa, un'altra società. I nuovi arrivi più esperti arrivano da promozioni ottenute anche in campo fuori dalla Liguria, in Piemonte, in altre realtà, per cui sono giocatori tutti di un ottimo valore, un buon gruppo, e lo staff tecnico è uno staff tecnico importantissimo, perché l'arrivo di Sciarrone, che è un giocatore comunque che è stato giocatore di calcio in Serie A, in Serie B, è stato anche in Champions, è un ragazzo che io conoscevo quando era molto giovane, che era con me alla Sestrese, fa il preparatore dei portieri, e l'arrivo di Rinzivillo, che è un mio giocatore a Santa Margherita, che credo che sia un top rispetto alla preparazione atletica e al recupero infortunati. Beh, la Vissola parte per vincere il campionato, le dichiarazioni che ha fatto, col mister che ha, con la rosa che ha e col budget che ha. Diciamo che quest'anno non c'è la Sanremese, diciamo che non c'è una squadra che in partenza ha fatto quello che ha fatto come progetto, però diciamo anche che l'anno scorso c'era la Sanremese, ma ha vinto il finale. Ha vinto il finale e la grande sorpresa è stato il Magrazzurri. Questo ci permette a tutti, non solo alla Genova Calcio, di sognare, di pensare in grande. Sarà un campionato comunque molto equilibrato, con una lotta comunque al vertice, però bisogna prestare molta attenzione, perché lo scorso anno due squadre come la Genova Calcio e il Rapallo, costruite per fare bene, si sono trovate alla fine a rischiare di fare i play-out. Il Rapallo poi ha fatto i play-out, e se ci ricordiamo, dal quinto posto della Sestrese in fondo c'erano 3 punti. Mi dispiace per il Rapallo, è una società storica, una società che spero che torni al più presto a ricoprire il ruolo che deve avere come città e come storia sua calcistica, però credo che comunque problemi ne hanno e ne abbiamo tutti in questo momento. Manca ancora un pezzo, perché purtroppo 8 giorni fa abbiamo avuto questa defezione rispetto a un giocatore che pensavamo che rimanesse con noi, che è Mattia Memoli, che è stato un giocatore anche importante per la Genova Calcio, era un giocatore che ricopriva parecchi ruoli, stiamo cercando di sostituirlo in maniera adeguata, perché avevamo avuto delle grosse possibilità precedentemente, però avendo avuto un patto con Mattia avevamo comunque fatto la scelta di andare avanti così. Sorpresa del campionato di questo torneo di eccellenza? La Genova Calcio, perché comunque la Genova Calcio lo scorso anno ha rischiato di andare ai play-out, per cui quest'anno parte a affari spenti, come piace a me, ma parte per fare molto bene. Saremo sicuramente la sorpresa. Ci saranno delle altre squadre secondo me importanti. Io credo che l'Albenga farà un grande campionato, l'Albenga è una società che ha un grande pubblico, ha tanta voglia, e credo che comunque la Sestrese di Podestà si ripeterà comunque ai vertici.